Conte bis, frenata brusca dopo le dichiarazioni di Di Maio, si accettano le nostre proposte o si torna al voto, scoglio 5 Stelle PD su taglio dei parlamentari e decreto sicurezza. Ore convulse, PD disorientato dopo l'affondo, lapidario Massimo Cacciari, accordo improvvisato, questi navigano a vista, ma il segretario veneto Da Invisato è fiducioso e chiede un ministro veneto per rappresentare il territorio. Industriali di Padova e Treviso sperano nell'accordo, Conte garanzie di attenzione alle imprese, dice Maria Cristina Piovesana, priorità il taglio del cuneo fiscale. Vento temporale nel pomeriggio in Val Belluna, alberi sradicati e un tetto scoperchiato a Mas di Sedico. Si infittisce il mistero sulla morte di Isabella a 90, continuano i ritrovamenti di resti e frammenti ossei ad Albarella, l'analisi dei reperti inizierà il 6 settembre. Rabbia Ater mentre si prepara la manifestazione di Treviso lunedì in centro, la storia di una coppia di pensionati che ha visto l'affitto rincarato, l'edificio non ha norme e ha deciso di andarsene dalla casa. La mobilitazione delle mamme contro la chiusura dell'istituto Pio XII di Misurina, in poche ore ha raccolto più di 1000 firme per scongiurare l'epilogo del centro di cura del respiro. Saremmo onorati di poterlo assumere nei nostri ospedali, così il governatore Zaia parlando del giovane medico romano neolaureato che ha salvato la vita a una donna a bordo del treno delle Dolomiti. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, questi dunque i titoli. Apriamo però con una notizia di cronaca dell'ultima ora, una purtroppo ennesima tragedia sul lavoro in Veneto, è accaduto nella Marca Trevigiana che già tante vittime purtroppo ha dato su questo fronte. Poche per ora le informazioni, vi leggiamo quanto è scritto sul sito del Gazzettino. Il tragico incidente è avvenuto alla LD Plast, un'azienda di stampaggio di materie plastiche di Pezzan di Strana, in via Montello intorno alle 17:30, un operaio italiano cinquantenne morto schiacciato dalla caduta di materiale che lo ha colpito soprattutto alla testa. Sul posto ci sono i carabinieri, ovviamente l'ospedale, tutte le informazioni, i dettagli nel telegiornale di Treviso. Purtroppo l'ennesima vittima in un 2019 già funestato da tante croci sul lavoro. E adesso la politica, perché il governo Conte bis in Brione vede una brusca frenata dopo le dichiarazioni di oggi di Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle, una sorta di ultimatum sulla trattativa. Lo scoglio soprattutto è sul decreto sicurezza, sul taglio dei parlamentari, ma non solo. Di Maio dice questi punti ci sono nel nostro accordo, nel nostro programma, oppure si torna al voto. C'è in questo momento in corso un vertice d'emergenza di PD e 5 Stelle a Palazzo Chigi dal Premier incaricato. Dunque vedremo cosa accadrà. Nel frattempo ovviamente questi fatti, questa frenata ha dei riflessi, e non pochi, in Veneto. Il Veneto guarda con attenzione alle consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte sul futuro del governo per l'Italia, ad iniziare dalle ultime dichiarazioni del Movimento 5 Stelle che ha rimesso il condizionale a tutta la vicenda se non verranno rispettati gli obiettivi pentastellati. Uso il condizionale perché in qualità di capo politico del Movimento 5 Stelle sono stato e siamo stati molto chiari. O siamo d'accordo a realizzare i punti del nostro programma o non si va avanti. Lo scoglio maggiore è nel mantenimento del decreto sicurezza versato dal PD, mentre l'autonomia regionale rimane un argomento ancora da definire. Bisogna continuare a perseguire le legittime ambizioni e richieste di autonomia differenziata avanzate dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia Romagna, avviando allo stesso tempo il processo per riconoscere i livelli essenziali di prestazione a tutte le regioni e nuovi criteri di riparto della spesa, oltre al piano di investimenti per il Sud attraverso la creazione di una banca pubblica per gli investimenti. Un governo che, qualora venisse varato, si troverebbe all'ostruzionismo della Lega, che manterrà le presidenze delle commissioni, mentre continuano i distinguo nel centrodestra, confermati anche oggi da Berlusconi, che ha accusato Salvini di aver consegnato l'Italia alla sinistra. Tutto questo mentre tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle continua la lunga marcia verso un accordo per ministri e ministeri. Due i nomi dal nord-est in quota per il nuovo esecutivo: il trevigiano Riccardo Fraccaro, già ministro per i rapporti col Parlamento, e il triestino Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato, probabile sostituto di Toninelli alle infrastrutture. Questo è il fronte pentastellato, mentre dal PD Veneto parte la richiesta di un rappresentante territoriale. Proprio perché viviamo in un territorio che è innervato di attività medie e piccole, che ha un tessuto connettivo molto forte anche da un punto di vista sociale, riteniamo che sia utile
che il Partito Democratico riesca ad essere presente con un proprio rappresentante dentro il governo stesso. Un siluro verso il nuovo esecutivo arriva da Venezia, da Massimo Cacciari. È una cosa che non è stata minimamente preparata, non ha nessuna maturazione alle spalle, come invece avrebbe potuto anche accadere se avessero ragionato appunto della incompatibilità alla lunga tra Lega e 5 Stelle. Il PD non ha fatto nulla di tutto ciò, malgrado qualche discorso gli fosse stato rivolto, e adesso vediamo. Quindi è un po' come navigare a vista. Peggio, un po' peggio, è come nuotare a vista. Chi invece sale nel gradimento degli italiani è Giuseppe Conte, mentre la Lega sta iniziando a pagare le scelte fatte, almeno stando agli ultimi sondaggi che comunque la danno ancora il primo partito in Italia. Sì, Salvini ha fatto un errore grave, sì, la Lega è scesa molto, è sceso moltissimo, soprattutto lui a livello di gradimento personale, non è certo finito, la Lega è ancora il primo partito italiano, quindi non basta questo per archiviare una stagione definitivamente. Matteo Salvini che peraltro fra poche ore, fra un paio d'ore sarà a Conselve nel Padovano con tanti amministratori della Lega, vedremo anche come commenterà quello che sta accadendo a Roma. Zingaretti ha replicato Di Maio, basta ultimatum o non si va da nessuna parte, dicevamo c'è questa delegazione di 5 Stelle e di Dem ora dal premier incaricato Conte, dunque ore davvero febbrili. E dal Veneto un'altra voce importante che si leva dal Partito Democratico è quella di Achille Variati, sentiamolo. Vis-à-vis con Achille Variati del Partito Democratico per dare uno sguardo attento, critico sul prossimo futuro, sull'orizzonte politico italiano e sul governo rosso-giallo. Ma è un governo, diciamo, coraggioso per i due movimenti, perché si giocano molto, sia il Partito Democratico sia 5 Stelle, perché o questo che nasce è un governo vero, che risponde ai problemi veri dell'Italia e anche del Nord, anche del Veneto, oppure queste due forze si giocano tutto, se sarà un fallimento sarà terribile. Eppure nel Partito Democratico c'è chi ha sbattuto la porta e se n'è andato, qualcuno che lei conosce bene, Carlo Calenda. Sì, io non sono mai d'accordo con chi sbatte la porta e se ne va, mantenendo le poltrone. Lei è entrato nel Totogoverno, si parla di un posto per lei come sottosegretario. Quali sono le condizioni per cui lei potrebbe accettare? Guardi, io ho una lunga esperienza, maturata nel territorio, maturata in regione. Penso di poter dire la mia su molte questioni anche relative all'autonomia. A Roma mi conoscono, sono qua, se mi chiamano posso essere disponibile in un governo di prospettiva, in un governo serio, altrimenti non c'è problema. Lei dice posso dire la mia sull'autonomia, ma ci sarà un ministero per le autonomie come è stato quello di Erika Stefani, ci sarà posto per l'autonomia nel prossimo governo? Guardi, sarebbe un errore terribile se il nuovo governo non affrontasse anche il tema dell'autonomia, anzi lo deve affrontare e risolvere per fare quello che il governo passato non è riuscito a fare. E dunque questa è la situazione, Variati dice ci si gioca davvero tutto e intanto ci sono gli industriali come quelli di Padova e Treviso riuniti in Assi Industria Veneto Centro che invece tifano per un accordo di governo. Quello che succederà con questo governo sarà che ci sarà quella massima attenzione verso le imprese e verso dei risultati che questo Paese si sta aspettando. È positiva verso il nuovo governo e l'attenzione al mondo produttivo la Presidente degli industriali di Treviso e Padova, che non rinuncia ad una stoccata al precedente esecutivo. Il governo precedente non ha sempre dimostrato di essere amico degli industriali ed infatti da questo punto di vista, che poi non essere amico degli industriali significa anche non fare gli interessi dell'Italia e comunque sia io mi auguro che questo governo ponga l'attenzione verso quelli che sono i temi economici di questo Paese, anche perché è l'unico modo per poter ripartire. Tra i provvedimenti attesi dagli industriali di Treviso e Padova è il taglio del cuneo fiscale, ovvero meno tasse sugli stipendi. Che però dovrebbe essere legato alla produttività. Noi abbiamo un deficit competitivo dovuto a una bassa produttività delle imprese, ecco questo andrebbe effettivamente affrontato
come proprio un indirizzo che lo Stato stesso dovrebbe dare. Produrre di più è meglio quindi, in un paese dove per la Presidente Piovesana deve continuare il processo verso un ripensamento complessivo del sistema fiscale, ma soprattutto verso un'autonomia regionale. Sulla flat tax, compatibilmente con quelli che sono i vincoli di bilancio, effettivamente sarebbe un'innovazione non banale. Dopodiché sul tema dell'autonomia sicuramente va ripresa, bisognerà vedere quante devono essere le materie, in quanto tempo questa potrà essere realizzata e soprattutto bisognerà trovare un consenso che sia a livello nazionale, altrimenti rivedremo un pochino quel film che abbiamo visto in questi 14 mesi e che di fatto ad oggi non ci ha portato da nessuna parte. E adesso torniamo alla cronaca e vi daremo fra poco qualche aggiornamento sull'incidente, l'infortunio mortale di Istrana. La cronaca ci parla di un violento temporale improvviso avvenuto nel pomeriggio in Val Belluna, che ha colpito soprattutto la zona di Sedico e di Mas di Sedico, con anche alberi sradicati e un tetto scoperchiato. La nostra Tiziana Bolognani ha raggiunto il sindaco. Allora, dalla sua stessa voce ci facciamo raccontare brevemente quello che è successo. Sentite le sue parole e vedete anche le immagini di quanto accaduto. Ma c'è stato una perturbazione improvvisa che è arrivata con un fortissimo vento che ha scoperchiato questo edificio e ha fatto cadere qualche albero lungo la regionale. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno ripristinato la viabilità lungo la SR 203, adesso stanno lavorando per mettere in sicurezza il fabbricato. Ci sono stati problemi anche di allagamento di abitazioni? Allagamenti no, c'è stato solo il forte vento che ha provocato danni. Insomma. Bisogna fare i conti con il vento e con il maltempo che improvvisamente arriva e colpisce in maniera molto pesante parte del nostro territorio. Insomma. Qui non c'è pace, c'è ancora il cantiere aperto dopo Vaia e dall'altra parte della strada c'è un disastro che è successo. Insomma. Questo dunque è accaduto un'ora fa circa in Val Belluna, con questo evento temporale molto circoscritto ma che, come avete visto, ha provocato diversi danni. Ancora nel bellunese, con l'ennesima predazione del lupo stanotte nella zona delle Ronce sotto il Col Visentin in comune di Belluno, un asino è stato sbranato dal branco, forse lo stesso che meno di 3 settimane fa aveva attaccato a poche centinaia di metri in linea d'aria un medesimo esemplare protetto da un recinto, e salgono così a 10 gli asini predati all'ombra del Nevegal, dove ora il problema della sicurezza si fa pressante. I cittadini chiedono a gran voce che si agisca in fretta, perché la paura sta facendo scappare ovviamente anche i turisti nella zona già critica del Nevegal, quindi allarme lupi sempre presente e sempre più pressante nel bellunese. Adesso invece il giallo di Isabella 90 e i reperti ossei che continuano ad affiorare nella zona di Albarella. Nuove informazioni, nuovi reperti entrano in scena nella misteriosa fine di Isabella 90, la segretaria di Albignasego, uccisa e fatta sparire nel gennaio 2016, della cui morte sono accusati i fratelli Sorgato e la tabaccaia Manuela Cacco, condannati rispettivamente a 30 anni e a 16 anni di carcere. Nella spiaggia di Albarella alcuni bagnanti hanno rinvenuto un altro frammento osseo curvo di circa 17 cm in avanzato stato di decomposizione. Dopo la mandibola e il pezzo di femore rinvenuti il 20 e il 24 agosto sempre lungo la spiaggia dell'isola esclusiva in provincia di Rovigo, ora si aggiunge questo nuovo pezzo. Inoltre, secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Gazzettino, sarebbero spuntate anche altre 2 ossa ritrovate da una turista di Asolo ad Isola Verde. La donna avrebbe raccolto i reperti sulla battigia della foce dell'Adige, convinta che fossero ossa di animale o resti di un pesce, ma dopo aver sentito dei ritrovamenti ad Albarella ha avuto un dubbio e si è rivolta ai carabinieri. La procura trevigiana, su richiesta dei militari, avrebbe già chiesto il sequestro del materiale osseo. Sembra trattarsi di 2 vertebre. Le analisi sulle ossa ritrovate intanto inizieranno il 6 settembre. Il medico legale incaricato è Lorenzo Marinelli di Ferrara. Prima di mettere la parola fine, però, l'esperto nominato dalla procura di Rovigo dovrà accertare che siano ossa umane ed escludere l'ipotesi che si tratti di reperti animali. Solo a quel punto verrà estratto il DNA per stabilire se si tratti di Isabella. Il fratello Paolo 90, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, ha detto di essere in grado di poter riconoscere la mandibola della sorella, visto che la donna
Siena aveva subito alcuni interventi per la sistemazione di un ponte, ma dopo aver visto le foto del reperto trovato il 20 agosto nutre molti dubbi che possa trattarsi della mandibola di Isabella. Adesso dobbiamo parlare del caso Ater, delle tante proteste di Ater. Ieri a Conegliano una nuova assemblea ha annunciato, ha organizzato una nuova marcia di protesta per lunedì prossimo a Treviso. Tra gli inquilini presenti a Conegliano anche una coppia che contesta l'aumento per l'alloggio e il condominio fuori norma e che per questo ha fatto una scelta davvero drastica. Sentite. Questo è il vostro appartamento che poi avete deciso di lasciare, voi mollate, perché? Perché le spese sono alte e anche le spese condominiali. Quindi abbiamo trovato una casetta con 550 euro senza pagare né spese condominiali né niente, si conviene andare via. Siamo a piano terra. Io spero e siamo a piano terra. Raccontano così perché hanno deciso di andarsene dalla casa popolare del quartiere Stadio a Conegliano. Maria Rita e Andrea sono un esempio di chi, pur non avendo nulla da parte, ha deciso di lasciare la casa all'Ater. Io dico la verità, abbiamo votato mio figlio che aveva bisogno, però in banca non ho niente. Ho presentato la carta ISIS del Buone 101, non abbiamo niente in banca, possono controllare finché vogliono. Aumento per un edificio non più a norma e di fatto dimenticato dall'Ater, come hanno ribadito durante l'incontro con gli altri condomini. Perché sono vergognosi, hanno messo due pali, venga a vedere, hanno messo due pali di ferro che una buca sotto, tra poco ci casca anche una macchina dentro. 6 anni e vogliono 526 euro? Sai cosa ho trovato io? Una casa libera da un privato, 550 euro senza spese condominiali e senza un e sono da solo. E con mia moglie che ha preso mia moglie ha preso l'ictus, mia moglie ha preso l'ictus e in casa poveretta non si può muovere e io qua sono messo male. Se l'ha trovata con l'ascensore. Io so quante scale faccio al giorno, 42 a salire e 42 a scendere, con le stampelle, ok? È una cosa veramente vergognosa in Italia. Quei soldi là fuori, la trova con l'ascensore. Ho detto la mia. Attorno al loro condominio altri edifici che l'Ater ha da tempo venduto ai privati e la differenza la si vede nella manutenzione esterna, ma non internamente, perché Maria Rita e Andrea, come molti altri condomini, hanno investito di tasca loro. Lasciate a malincuore. A malincuore lasciamo questo appartamento perché sono 26 anni che siamo qui e insomma è diventato come un qualcosa di nostro, diciamo, anche perché basta guardare dentro come è messo da principi, l'abbiamo lasciato. La porta blindata, abbiamo fatto noi i lavori. Le zanzariere, vabbè che io tolgo tutte le mie cose, però a ottobre-novembre andiamo via. Devo dare un mese di disdetta, quando so che l'appartamento è pronto, do un mese di disdetta e me ne vado. Qua non ci sto più. Una mobilitazione in poche ore per chiedere di non chiudere l'istituto Pio XII Misurina, è una mobilitazione che arriva da tutto il Veneto, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta. Allora, dicevamo prima della pausa pubblicitaria, c'è una mobilitazione un po' da tutto il Veneto, tante mamme non solo dal Bellunese per cercare di scongiurare la chiusura dell'istituto Pio XII di Misurina, centro di cura del respiro che i fatti accreditano con un vero e proprio centro salvavita che serve appunto tutta la regione. Nella sola giornata di ieri più di 1000 firme già raccolte. Chi vuole chiudere non ha avuto un figlio asmatico, perché se hai un figlio asmatico qua non chiudi. Siamo saliti fino ai 1800 metri di quota di Misurina per incontrare le mamme dei bambini curati dall'equipe del Pio XII. Abbiamo incontrato occhi gonfi di pianto. Lo spettro della chiusura del centro salvavita incombe e lo smarrimento è generale. Siamo arrivati a Misurina e siamo davanti all'istituto Pio XII, il centro di cui vi abbiamo parlato in questi giorni. Oggi ci sono qui riuniti i genitori che hanno portato i bambini in questo periodo in cura al centro di riabilitazione del respiro. Ilenia è una delle mamme che stanno lottando perché questa struttura resti aperta. Assolutamente sì, io conosco questo centro da circa 7 anni, hanno salvato la vita ai miei figli, in particolare al più piccolo perché nessuno riusciva a capire essere asmatico. Dalla provincia di Ferrara questa mamma ci racconta la storia dei suoi gemellini di 4 anni nati prematuri.
Il mio piccolo Matteo la considera la sua casa di misurina, perché lui quando arriva qua riesce a correre, a saltare, a giocare, a camminare, a casa fa metà scala, poi si siede e dice che è fatica. Da Roma a Misurina per aiutare una bimba di 3 anni e mezzo. Siamo venuti speranzosi di iniziare questi soggiorni di ricovero, insomma, per garantirle una qualità della vita migliore. Insomma, quest'anno lei non ha frequentato la scuola e anche questo è un diritto di ogni bambino, poter essere in salute per poter andare a scuola. Passa al Pio XII, la maggioranza dell'inverno un bimbo che arriva da Rosolina affetto da asma grave, che nella sua città è costretto a vivere costantemente attaccato alla bombola d'ossigeno. A casa non riesce a correre, non riesce a giocare a calcio, non riesce a fare le cose che fanno tutti i bambini, invece qua riesce. E quindi questa struttura per Massimo è molto importante perché ha già avuto un coma importante, un attacco di coma 4 anni fa. Ogni volta che c'è bisogno dell'autorizzazione per venire su trovi molti muri davanti e questo fa peggiorare la situazione del bambino. Ilenia da Preganziolo ribadisce: il Pio XII non è una casa vacanze come la si vuol far passare. Vedere tuo figlio faticare a respirare e dire mamma sto male, non riesco a respirare per un attimo non è facile. Siamo disposti anche a pagare il ticket, quello che è giusto che sia, ma che ci aiutino con dei fondi, che la Regione Veneto e che tutte le regioni anche non sempre intralcino le autorizzazioni sanitarie per ricoverare i bambini, perché a volte anche questo noi ci troviamo a vivere, è tanta burocrazia. Ma per la salute, soprattutto per la salute dei bambini, non è possibile tutto questo. A proposito di vite da salvare, vite salvate, un medico giovane, neolaureato romano ma precario che salva la vita a una donna in arresto cardiaco sul treno delle Dolomiti, adesso arriva un'offerta particolare, importante dal Veneto. Sta facendo il giro del web la storia del giovane medico romano che salva una donna in arresto cardiaco durante un viaggio in treno sulle Dolomiti. Ad accorgersene lo stesso presidente Zaia, che ci dice onorato se in futuro potrà lavorare in uno degli ospedali del Veneto. Carlo Santucci, romano, 33 anni, una laurea in medicina, qualche giorno fa era sul treno che trasportava i turisti del ciclo pedonale San Candido Lienz verso Dobbiaco, quando uno dei passeggeri, una donna toscana, ha improvvisamente accusato un arresto cardiaco. Il medico è subito intervenuto praticandole un massaggio cardiaco per più di 40 minuti e mantenendola così in vita fino all'arrivo dell'eliambulanza che l'ha trasportata poi in ospedale. Un intervento provvidenziale fatto da un giovane laureato abilitato alla professione ma senza specializzazione, precario nella clinica romana dove lavora, un profilo che, guarda caso, calza alla perfezione con quelli che la Regione ha recentemente delineato nella tanto discussa delibera per assumere 500 medici neolaureati da impiegare al rinforzo di pronti soccorsi e reparti negli ospedali veneti. Il suo esempio sia di monito per quanti ancora si permettono di dire che il nostro piano è sbagliato, dice Zaia. Il dottor Santucci, prosegue, ha saputo far fronte all'emergenza in condizioni difficili, senza colleghi esperti e senza strumentazione. Intanto lui, Carlo Santucci, si dice felice per aver salvato quella donna, ma quasi imbarazzato dal clamore suscitato dalla vicenda. Ricorda con un post su Facebook che le nozioni di base per soccorrere una persona sono alla portata di tutti e che a settembre, mese dei buoni propositi, uno di questi potrebbe essere un corso di primo intervento. Il suo proposito invece è proprio quello di presentarsi alla selezione per i 500 medici che la Regione Veneto sta per avviare, dimostrando così anche sulla carta ciò che ha già dimostrato di saper fare sul campo. Ancora caduti della prima guerra mondiale restituiti dalla montagna, questa volta in numero davvero eccezionale sul Grappa. La montagna ha restituito ancora dei corpi dopo i 5 austriaci ritrovati alcuni giorni fa, e questa volta dal Col del Cuc, località di Sereni del Grappa. 7 caduti sono tornati alla luce ad oltre un secolo dalle dure battaglie della Grande Guerra che si sono combattute sul massiccio. In meno di un mese, quindi, 13 soldati sul Monte Grappa, a cui si aggiunge un soldato anche a Livinallongo del Col di Lana. In tutti questi casi purtroppo non si è riusciti a dare un nome al caduto, anche se in un caso i carabinieri forestali della stazione di Caprile avevano rivenuto una piastrina identificativa. Ma non si tratta di quelle incise come durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui dentro c'era un contenitore in metallo con il foglietto che purtroppo spesso con gli anni andava decomponendosi.
I forestali di Fonzaso invece hanno rinvenuto resti non identificabili, informato il commissariato Norcaduti delle Forze Armate e provveduto al recupero dei corpi su autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Di solito, per saperne qualcosa di più, si cercano reperti che possono identificare di quale esercito sia il caduto, se si è fortunati si può anche capirne il reparto. Oppure il tempo e la montagna non lasciano più tracce. Abbiamo infatti seguito con grande attenzione, come ricorderete, il recupero di altri 2 soldati, uno italiano e uno austriaco, nella zona delle Melette sull'altipiano d'Asiago, il che tra l'altro porta a 16 ritrovamenti in un mese, un numero notevole, probabilmente dovuto anche ai tanti sconvolgimenti della tempesta Vaia. Probabilmente, ad oltre un secolo dalla fine della Grande Guerra e con le nuove tecnologie a disposizione, sarebbe il caso di iniziare a raccogliere queste preziose testimonianze, oltre che con l'onore dovuto ai caduti di tutte le nazioni, anche con metodi archeologici per poter ritrovare un maggior numero di informazioni sulla vita e la morte di questi soldati, sulla scorta di quanto fanno le autorità inglesi o francesi sul fronte occidentale, perché questi caduti sono testimoni di una storia che va raccontata in tutti i modi possibili. Ed è davvero tutto dal Veneto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Il mese di agosto terminerà senza grandi colpi di scena sul nostro territorio, infatti il tempo sarà sostanzialmente stabile. Ma vediamo la situazione di sabato 31. Sul Veneto avremo maggiori spazi soleggiati al mattino, poi con il passare delle ore potrebbe verificarsi qualche temporale sulle Alpi e localmente potrà bagnare anche le pianure, specie quelle più occidentali. Migliorerà ovunque già in serata. Temperature stazionarie minime tra 20 e 25 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 33 gradi. Anche sul Friuli Venezia Giulia avremo più sole nella prima parte della giornata, dal pomeriggio però non si escludono i consueti acquazzoni come vediamo sui rilievi. Temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime oscillanti invece tra 30 e 33 gradi. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque al mattino, poi peggiorerà un po' dappertutto con qualche piovasco. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime comprese invece tra 30 e 31 gradi circa. Dal Meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.